Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Giallo Radio Club. Oggi facciamo un salto di 25 anni e torniamo al 19 agosto del 2000. Prima di farlo vi ricordo un attimo i numeri 0292947222 e WhatsApp 3406769 se volete interagire con noi. Abbiamo ospiti qui l'avvocato Anna Leone, autrice anche di un libro Notte di fuoco, che parlerà di questa vicenda che adesso vi introduco. Benvenuta, avvocato. Grazie dottoressa, grazie per l'invito. E il criminalista e criminologo Giancarlo Candiano, che abbiamo già conosciuto per altri casi. Bentornato. Buon pomeriggio, grazie a voi per l'invito. Allora, era il 19 agosto 2000. La piccola Graziella Mansi, 8 anni, si trovava accanto al banco della frutta secca di suo nonno Vittorio, sotto Castel del Monte, un luogo che ovviamente conosciamo tutti, sappiamo cos'è un castello di caccia normanno dove si ricoverava Federico II di Svevia, addirittura un posto meraviglioso, veramente magico, devo dire, sulle Murge Pugliesi, nel comune di Andria. La piccola Graziella giocava, come tanti bambini, intorno al banco del nonno. A un tratto le viene sete, inforca la bicicletta e dice al nonno: vado un attimo alla fontanella che è lì vicino a bere dell'acqua. Si allontana, ma sparisce. Passano 20 minuti, non è ancora tornato, ovviamente il nonno è preoccupatissimo. È una bambina di 8 anni che non era solita di sicuro scappare di casa, nemmeno per gioco. Scatta quindi l'allarme, partono le ricerche coordinate addirittura da Vincenzo, il papà di Graziella, e da Vittorio. Ma purtroppo a notte fonda, solo a notte fonda, vengono ritrovati i resti carbonizzati di Graziella su un letto di sterpaglie bruciacchiate nella pineta proprio ai piedi di Castel del Monte, quindi a non molta distanza da dove era venuta la sparizione. L'autopsia rivelerà che il cadavere della bambina presentava lesioni vaginali, nonostante le mutandine fossero intatte, quindi c'era sicuramente stata una molestia, perché dobbiamo ricordare tra l'altro che la violenza sessuale non è che è necessariamente configurata con l'atto totale, ma si può avere anche violenza sessuale così. Quindi in realtà si cerca un pedofilo. Si cerca un pedofilo e non ci si mette tanto ad arrivare a questo personaggio, tale Pasquale Tortora, che allora aveva 20 anni e che andava in giro dicendo che si era innamorato di lei. Era abbastanza molesto verso questa ragazzina. La seguiva, andava lì al banchetto, insomma tutti lo sapevano. Alla fine, insomma, arrivano a lui, torchiato dai carabinieri, ammette purtroppo di, insomma, aver tentato, insomma, di violentare, comunque di aveva molestato la bambina, l'ha uccisa, ma non l'ha fatto da solo. Quindi si tira dentro 4 giovani tra i 18 e i 20 anni che poi verranno coinvolti nel processo: Michele Zagaria, Giuseppe Di Bari, Domenico Margiotta e Vincenzo Coratella. Tra l'altro quest'ultimo poi si è ucciso in carcere. Solo 2 dei 4 ragazzi interrogati separatamente crollano e sono appunto Coratella e Di Bari, ma gli altri, soprattutto Zagaria, dicono assolutamente di non essere responsabili, di non essere lì, ma tant'è, vengono condannati. Lui, Tortora, proprio perché avrebbe collaborato, diciamo, dopo 24 anni esce, benché sia stato condannato a 30 anni, quindi non all'ergastolo. Gli altri invece vengono condannati all'ergastolo e dal carcere continuano, in particolare Zaccaria, a professare la loro innocenza. Proprio per questo prove alla mano, ma indagini alla mano molto molto meticolose dell'avvocato Leone e di Candiano, si sta preparando in questo momento, proprio per Michele Zagaria, una richiesta di riapertura delle indagini, insomma, visto che è un tema molto sentito in questo momento, no?
sapete di cosa mi sto occupando e quindi ecco, io a questo punto chiedo prima all'avvocato chi era Michele Zagaria e chi è oggi Michele Zagaria, così per introdurci un po' al tipo di contatto che potrebbe o non potrebbe aver avuto con Graziella. Sì, allora, grazie per la ricostruzione, anche se voglio fare delle piccole Sì, precisazioni. Allora, Pasquale Tortora in realtà viene proprio beccato in flagranza di reato, quindi viene beccato sul posto quando sta scappando via dal luogo in cui ha tentato di violentare la bambina e poi non riuscendoci proprio perché si trattava di una bambina, quindi aveva le dimensioni certo. tipiche di una bambina di 8 anni, per cui non ci è riuscito, ha tentato di bruciarla Sì, e ci è riuscito sì, poi alla sì, fine, in effetti, sì. per chiaramente Eliminare le come prove, dire, diciamo. sì, occultare tutte le Sì. prove. E Pasquale Tortora cambia 18 volte versione dei fatti, per cui in una prima versione immediata lui racconta di essere stato solo sul luogo del crimine, quindi di aver agito da solo, salvo poi che Sì. tutto sembrava un po' paradossale che avesse potuto fare tutto da solo e pertanto ha iniziato a vaneggiare di Tirar dentro un po' di gente. sì, a introdurre in questo delitto un po' di gente. I primi 3 ragazzi di cui fa il nome sono un ragazzo, un nome di fantasia per cui non si è mai riusciti ad individuarlo, un altro è un ragazzo con problematiche fisiche importanti, quindi che in nessuna maniera poteva essere lì, e un altro invece è un certo Roberto Vitulano, il quale a sua volta, sentito dai carabinieri, fa il nome di questi altri 4 ragazzi, dicendo no, guardate, io non c'entro nulla con tutto quello che è accaduto, ma so che quella sera Michele Zagaria, Giuseppe Di Bari, Coratella e Margiotta avrebbero dovuto incontrare Pasquale Tortora. Per cui su questa presunzione, che poi in nessuna maniera è stata accertata, né sono state fatte delle indagini effettivamente su Vitulano, che invece era stato chiamato in causa da Tortora, quindi su questa presunzione ci si è recati a casa di questi 4 ragazzi, sono stati condotti in carcere. Poi sappiamo quali sono anche i mezzi e i metodi che vengono utilizzati, no, per sorgere una verità. Sì, E quindi sono aspetti, di state questo poi parliamo dopo. esposte. Intanto, Sì, focalizziamoci un attimo sul suo assistito. sì, Quindi, tu mi hai sentito. Io ecco ho chi incontrato Michele Zagaria per sì. caso, nel senso che ero ospite in una trasmissione televisiva e mi trovavo a discutere di questo caso e lui era collegato alla televisione e quindi mi ha sentita parlare, perché io senza conoscere Michele Zagaria mi ero fatta un'idea sulla sua innocenza, quindi guardando un attimo, leggendo, avendo a disposizione le sentenze, mi ero convinta che Michele Zagaria e gli altri 3 ragazzi non c'entrassero nulla, perché non c'era nessuna traccia, nessuna traccia di DNA, nessuna impronta, nessuna prova testimoniale che collocasse questi 4 ragazzi a Castel del Monte. E quindi ascoltandomi in TV gli si è accesa una luce, perché da 25 anni lui era rinchiuso in carcere e quindi mi ha scritto una lettera che ha mandato alla redazione di questa televisione che mi ospitava e ha chiesto di incontrarmi. Quindi io ho voluto incontrarlo proprio per capire, guardandolo negli occhi, se l'idea che mi ero fatta sulla sua innocenza potesse effettivamente essere confermata da un suo racconto, ma semplicemente proprio da una sua espressione. E ho ritrovato negli occhi di Michele Zagaria tutta l'innocenza di cui mi ero convinta. E quindi ho iniziato a lavorare con lui ad una probabile revisione che sto effettivamente con l'aiuto di Ora ne Giancarlo Candiano, parliamo, perché Ora l'ho chiamato in causa. Lei ha scritto anche un libro su questa vicenda, quindi, no? Sì, assolutamente sì. È un libro, è un romanzo verità, è un libro che si muove tra la realtà e l'auspicio. La realtà di una giustizia che probabilmente in questo caso ha sbagliato, ma l'auspicio che un giorno questa verità venga riconosciuta. Quindi il libro in realtà ha un lieto fine che nella realtà ad oggi non È esiste. attualissima questa cosa in questo momento, no, in questo momento storico. Però È mi molto attuale. immagino nel libro cosa potrebbe accadere se finalmente venisse fuori una verità. È un modo anche per gridare che questa battaglia non è ancora
finita. E Senta, quindi ma racconta. Michele cosa ha fatto in questi anni? Perché poi alla fine 25 anni in carcere non sono pochi. Sì, sostanzialmente è più il tempo che Michele Zaccaria ha trascorso in Certo, carcere che quello che ha trascorso perché fuori dal adesso carcere, ha perché quanti anni? ha 48 anni, 48 anni, sì, penso un po'. 48-49 anni, per cui ha veramente più trascorso tempo in carcere, dal Sì, quale non è mai voluto uscire in 25 anni. Cioè Michele Zaccaria ha rinunciato ai permessi premio che gli sarebbero potuti essere certo, per lavoro. accordati dopo aver Sì, scontato metà della pena, insomma, e ha rinunciato perché ha questa voglia di uscire dal carcere a da testa alta, sì, sì, da libero, ma non da da assolto, libero perché ecco. qualcuno gli riconosce Sì, un sì, sì, permesso, ma da libero perché gli viene riconosciuta un'estraneità sì, completa e totale da questi fatti. Perché, come dicevo, non solo non esiste nessuna traccia di questi ragazzi sul luogo del delitto, ma addirittura ci sono prove certe, quindi una videocamera di sorveglianza della banca di sì, sì, Andria sì, che sì, inquadra questi sì, ragazzi proprio nell'ora in sì. cui presumibilmente, secondo l'esame Sì, mi ha autoptico, anticipato una domanda che avrei fatto a Candiano, ma invece le volevo chiedere quali erano, Sì. se c'erano, avvocato, sì. un attimo, quali erano, se c'erano, i rapporti tra Zagaria e Tortora? Cioè si conoscevano, non si conoscevano? Perché Tortora e poi Vitulano tirano in ballo questi ragazzi? Allora, Michele Zaccaria Questa è una faceva parte domanda di fatta all'avvocato Leone, immagino, Sì, no? sì, 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 dopo arrivo a Ok, Candiano. Infatti chiedo dopo scusa. Sì. volevo arrivare a Candiano su quella cosa delle Certo, videocamere, per quello ho detto l'avvocato ha certo, anticipato un sì. attimo quello che avrei chiesto. Va bene. Certo, Allora, certo. Chiedo avvocato, diciamo scusa se ho concentriamoci anticipato. Sì, il sulla parte più rapporto tra umana. Zaccaria e Tortora. Allora, Michele Zaccaria faceva parte di questa comitiva formata Sì, di Bari, sì, Coratella, nella quale Pasquale Tortora, che era un po', scusate, mm, passatemi il termine, un po' l'ultimo del strano. villaggio, nel senso che era Sì, un soggetto molto riconosciuto sì, ad Andrea perché era molto aggressivo, faceva scherzi pesanti, addirittura Pasquale Tortora aveva incendiato degli animali, quindi questa pratica del fuoco non era, infatti. non era la prima volta che veniva applicata appunto Diciamo che da forse era Pasquale una Tortora. persona che avrebbe dovuto essere attenzionata minimamente dai servizi Ass- sociali? Assolutamente Eh, sì, anche perché l'esame psicodiagnostico eh, sulla figura di Pasquale Tortora parla di una persona con turbe psichiche, mamma a mia. tratti schizoide e un bugiardo seriale, cioè Sì. nonostante viene ritenuto assolutamente attendibile dai giudici quando ricostruisce in maniera fantasiosa questa morte, la morte di questa povera bambina. E quindi dicevo, lui aveva tentato più volte di uscire con Michele, Sì, con Giuseppe, i quali l'avevano invece tenuto certo, a alla lontana. distanza, proprio perché era un soggetto alquanto ambiguo, pericoloso, per cui il rapporto era di semplice conoscenza. Questi ragazzi l'avevano più volte un po' anche preso un po' in giro, no? Forse O per comunque questo lui poi si è allontanato. vendicato in un certo senso, Sì, no? e secondo Michele Zaccaria, in effetti, questa è stata una sorta di Potrebbe. vendetta di Pasquale Tortora nei loro confronti perché l'avevano sempre tenuto a distanza. Infatti, non c'è nessuna prova testimoniale che attesti che questi ragazzi erano mai stati visti tutti Insieme. insieme a Tortora in nessuna occasione. Incredibile, Quindi, incredibile. probabilmente Adesso lui è ha uscito, colto la Tortora, palla. giusto? È uscito, ha Il finito. paradosso di tutta questa storia, che fa ancora di più rabbrividire e Sì, arrabbiare, è che l'unico vero colpevole, certo colpevole della certo. morte di questa bambina, oggi è un uomo libero, perché all'epoca laddove ancora c'era la possibilità Sì, di rito esperire abbreviato. il rito Sì, abbreviato, che ha appunto voluto aderire a questo rito premiale, e sì. quindi piuttosto che essere condannato all'ergastolo è stato, detto bene la dottoressa, condannato all'ergastolo e poi ha scontato i Dei permessi premi, 30 eccetera. anni, Insomma, dopo 24. 24 anni ora è un uomo assolutamente libero e viaggia in piena libertà. Ma si vede in giro? Cioè Guardi, i io ho genitori della saputo per bambina? sì, Vox Populi che lui è ospite in una comunità, Ah, però sempre ad Andria, una comunità religiosa, mm, sempre ad certo. Andria, però non si vede in giro. Credo che a questo punto credo che si sia trasferito altrove, Mm. però Meglio con meglio così per certezza. i genitori di eh, Graziella. Ricordiamo tra sì, l'altro che decisamente. Sì. fu anche inaugurato pochi anni fa, nel 2007 mi sembra, un parco ad Andria dedicato a Graziella con una
panchina Sì, rossa, e una poi questo targa questo parco commemorativa. addirittura venne vandalizzato, ci fu tutta una questione, Sì. insomma. Allora, dottor Candiano, allora, quali sono gli elementi importanti dal punto di vista criminalistico e criminologico per cui si può sperare di fare una revisione almeno sulla posizione di Zagaria, visto che comunque è lui per ora a chiederla? Certo. Innanzitutto vorrei precisare che qualsiasi delle affermazioni o deduzioni che vengono e verranno fatte da parte mia e dell'avvocata Leone si basano solo ed esclusivamente sullo studio degli atti, quindi Certo. dalle 3 sentenze che ci sono state, dai 3 gradi di giudizio, quindi non è un punto di vista soggettivo, bensì direi oggettivo. Beh, ovvio, sì, direi. Perché ormai è abbastanza No, di no, consuetudine vedere no. persone o pseudo professionisti che si Sì, improvvisano. inventano nuove soluzioni o Non miracolosamente me lo vie dica. d'uscita. Mh, mh. Invece no, No. vorrei precisare questo onde evitare che insomma noi ci siamo veramente studiati e spulciati parola per parola le sentenze Certo, e abbiamo certo. dedotto che ci sono attualmente tutti i Sì, termini per poter perché? ottenere ovviamente una revisione del processo. Ora, Interessante. detto questo, abbiamo riscontrato Mh. sotto l'aspetto criminologico e criminalistico dei punti veramente molto, ma molto Mh. interessanti, tanto da avermi lasciato basito. Mh. Fondamentalmente, sotto l'aspetto criminalistico ci sono direi 2 punti molto importanti Sì. da diciamo spiegare con attenzione nei dettagli. La sentenza dice che, quindi afferma, che i soggetti hanno tentato di violentare la piccola e Mh-mh. dopodiché l'hanno uccisa ancora in vita tramite Il fuoco. ustione e carbonizzazione, quindi l'hanno bruciata viva. Mamma mia. Bene, purtroppo questo ovviamente è un crimine dei più efferati che c'è stato nel nostro paese, quindi Attuale. fa rabbrividire solo l'idea, però io nello stesso tempo con freddezza devo analizzare quello che c'è Certo, scritto. certo, E cosa certo. c'è scritto? C'è scritto che il tale Tortora, in compagnia appunto degli altri in concorso, carbonizza il corpo umano della piccola con una manciata di foglie secche e un accendino, senza un innesco, senza nessun tipo di altro Ma l'accendino perché detonante che viene possa... trovato l'accendino? Come? L'accendino perché viene trovato un accendino o così? No, queste sono No, dalle Deduzioni. testimonianze che vengono dichiarazioni. fatte, Ah, che passano per buone e okay. che quindi Perché lui aveva un vengono accendino. accettate. Okay. Ovviamente c'è stato un sopralluogo dalla scientifica, Sì. c'è stato un esame autoptico e da questo si deduce, Mh. sottolineo deduce, che la piccola è stata Mh. carbonizzata Mh. con una manciata di foglie secche ed un accendino. E tra l'altro questa è stata la testimonianza data. Ora, Cioè si io mi deduce, chiedo, però non si ha né l'accendino come? non Può si ha ripetere cortesemente? l'accendino, si deduce, ma non si ha No, no, l'accendino. non si ha Okay, l'accendino. okay, Esattamente, sì, è okay. solo una deduzione, ma poi io vorrei, mettiamo caso che si ritrova l'accendino, Sì. mettiamo caso che effettivamente c'erano le foglie secche, ma io vorrei sapere Mh. com'è possibile carbonizzare un corpo umano con una manciata di foglie secche ed un accendino, Non lo so. quando il corpo umano per arrivare al punto Lo so. eh, come? Scusi perché la Dico, sento a stavo tratti, mi ha detto? pensando a bozzoli, quindi so che ci vogliono Esatto. temperature un po' più alte. Esattamente, è proprio così. Mh, Per carbonizzare un corpo umano ci vuole un'esposizione ad un mh. calore di circa 800-1000 Sì, gradi gradi. per almeno un'ora. Mh-mh. Quindi io vorrei proprio capire come hanno fatto questi a carbonizzare senza innesco e senza nient'altro il corpo della piccola. È matematicamente, scientificamente impossibile. Scusi, E quindi dottore, ma hanno fatto un'analisi per capire, poi non so, sono profana su questa cosa, ma, si poteva capire se c'era
benzina o qualcosa per l'innesco Certamente. o no? Ma Sì, l'hanno sì, fatto? certamente, ma non se ne fa alcuna menzione, non c'è stato ok. nessun innesco. Loro hanno attribuito la Sì, carbonizzazione sì. solo ed Ok. esclusivamente Alle foglie alla secche. manciata di foglie secche e ad un accendino, cosa che è ridicola. Sì, sì. È ridicola, cioè qualsiasi professionista direbbe ma è matematicamente impossibile, Ma scientificamente provato. Allora a questo punto come facciamo per anche nelle camere ardenti o quant'altro, quando sì, cercano o vogliono portare a cenere il corpo lo umano, so. che sia la massa muscolare, quant'altro, più le ossa, come fanno? Portano quella temperatura che ho appena specificato da 800 a 1000 Certo. gradi per almeno un'ora e un quarto, un'ora e 30, addirittura mezz'ora di più. Però come è possibile carbonizzare il corpo della piccola solo ed esclusivamente con una manciata di foglie secche ed un accendino, che non ha alcun senso? Avrebbe potuto creare delle ustioni al massimo, ma carbonizzare è impossibile. Io vorrei qualcuno che me lo spieghi come è possibile. Ecco, Io no. adesso le chiedo, ma allora possibile che durante il processo nessuno dei difensori abbia chiesto una consulenza di questo tipo, È metallurgica, non so come esattamente quello che ci chiediamo noi. E come è possibile? Guardi, le spiego, in tutti questi anni l'avvocata Leone può sicuramente testimoniare quello che sto dicendo. Io sono stato il primo a fare questo tipo di affermazioni dallo studio delle sentenze, ma precedentemente non c'è stato nessuno che è intervenuto sotto l'aspetto criminalistico evidenziando queste lacune enormi. Mi sembra veramente molto strano. Ci fermiamo un minuto per la pubblicità e ripartiamo da questo. Radio Libertà ha vinto il prestigioso Microfono d'Oro, l'Oscar della radio italiana per la seconda volta in 2 anni. Questo successo è merito del programma Pop Economia, Rumore, condotto dalla brillante Alessandra Mori. Questo premio non è solo nostro, è un traguardo straordinario che abbiamo potuto raggiungere soprattutto grazie al vostro costante ascolto e supporto. Auguri a tutti noi, voi siete i veri campioni. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Il cinema è di nuovo in festa. Scopri di più su cinemainfesta.it. E per i film italiani ed europei, la promozione continua fino a settembre. Torna una stagione straordinaria di film e promozioni in tutta Italia. Che spettacolo l'estate al cinema! Quest'isola era il laboratorio di ricerca del Jurassic Park originale. Siamo venuti in un posto che non è per noi. Che diavolo sono quelli? Spinosauri. Difendono il territorio, inseguono, cacciano. Scarlett Johansson, Jonathan Bailey. I peggiori dei peggiori li hanno lasciati qui. Jurassic World, la rinascita, dal 2 luglio al cinema. 4 diversissime sorelle. Ciao amici follower di Tutto il più bello Contessa. Un simpatico pinguino. Mi è sembrato di vedere uno dei 3 pinguini ballare così. Un'avventura straordinaria. Vogliono spedire Paul all'estero. Dobbiamo portarlo subito al sicuro. Paul, un pinguino da salvare. Dal 10 luglio solo al cinema. Superman, l'essere più potente sul pianeta Terra. Ti distruggerò. Buona fortuna! Krypton! Hai portato quel cane, perché? Superman, dal 9 luglio al cinema. Una stella cadente! È tua la scelta. Siamo sempre stati dalla parte giusta, fratello.
non hai idea di che cosa ti aspetta. Devi fidarti di me. Il cinema è di nuovo in festa. Scopri di più su cinemainfesta.it. E per i film italiani ed europei, la promozione continua fino a settembre. Torna una stagione straordinaria di film e promozioni in tutta Italia. Che spettacolo l'estate al tema! Sempre più liberi. Con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Eccoci tornati a Giallo Radio Club in compagnia dell'avvocato Anna Leone e del criminalista e criminologo Giancarlo Piano, che ci stanno raccontando come sarà possibile, probabilmente speriamo a questo punto, un caso. Forse c'è un altro innocente in carcere e si tratta di Michele Zagaria, condannato all'ergastolo per l'omicidio terribile della piccola Graziella Mansi, 8 anni, avvenuto il 19 agosto del 2000 ad Andria. Allora, Candiano stava dicendo appunto che non è mai stata fatta una consulenza di parte, da nessuna parte, tantomeno una perizia, su questa storia dell'innesco e del fuoco, che è una cosa allucinante. Ma la perizia medico-legale cosa dice? Cioè la bambina era veramente carbonizzata? La perizia medico-legale afferma che la piccola era carbonizzata, ma che la morte è giunta per asfissia. Cioè praticamente loro affermano, e con questo mi ricollego al secondo punto criminalistico, diciamo sul secondo dubbio. Loro affermano che la morte è giunta per asfissia degli stessi fumi provocati dalla carbonizzazione. Ora io mi chiedo però, c'è una testimonianza che è scritta a note piccole, diciamo, che dice, che afferma che è stata vista la vittima nel momento in cui ardeva con una lingua ingrossata e al di fuori della bocca. Ma ora, da chi è stata vista? Ovviamente questo era il punto in cui esattamente, questo era il punto in cui giungeva la morte, però per poter arrivare a uno stato del genere, quindi con la lingua gonfia che fuoriesce dalla bocca dovuta appunto a questo livello di ustione, quindi di carbonizzazione vero e proprio, ci vuole la stessa temperatura che ho menzionato prima. Sempre la stessa, insomma. Non è che una persona ti brucia con l'accendino e a te ti si gonfia la lingua ed esce fuori non funziona così. Quindi, non è così. Per farla breve, cioè, deduciamo a questo punto che prima di tutto che la dinamica omicidiaria non è stata così. Quindi c'è stato c'è stato qualche accelerante. O ci deve essere stato un accelerante, un innesco, o tutte le testimonianze sono fasulle, cosa che io che sottoscriverei, e in più l'analisi fatta dai vari periti è stata alquanto superficiale, diciamo superficiale. Esatto. E quale Quindi sarebbe la dinamica? Si ricollega tra l'altro ad un'altra superficialità alquanto importante. Si afferma nella sentenza che a causa della carbonizzazione del corpo della piccola si sono completamente bruciati 10.000 metri quadrati circostanti. Sì. Io per vedere bruciare 10.000 metri quadrati, da un piccolo, non so. Avvocato. Bisogna forse specificare una piccola cosa per far comprendere ai telespettatori tutto quanto meglio. Dove siamo? Infatti. Secondo l'esame autoptico, la bambina
sarebbe stata uccisa tra le 19:15 e le 20:15 circa. Sì. L'ora proprio in cui poi viene visto Pasquale Tortora trovato sulla strada del ritorno, perché Pasquale Tortora prende per mano la bambina con la scusa di fargli vedere dei cagnolini e la porta nel bosco inoltrato, quindi cammina con la bambina, a suo dire, per circa 15 chilometri a piedi, ma in realtà è proprio così, perché a circa 15 chilometri di cammino a piedi viene trovato il corpo della bambina. Quindi la bambina si allontana dal nonno per andare a riempire l'acqua intorno alle 19. Quindi presumibilmente lui sta lì proprio in agguato ad aspettare questa bambina, perché comunque, come ha detto bene la dottoressa, lui si era un po' infatuato di questa bambina, e quindi prende la bambina, percorre 15 minuti a piedi nel bosco, lì poi inizia a seviziarla, a violentarla, dopodiché innesca. Allora noi dovremmo immaginare, siamo nel 2000, che questi ragazzi, gli altri 4, sappiano esattamente a che ora Pasquale Tortora incontrerà la bambina, e loro si devono far trovare esattamente in quel punto preciso. Cioè, non stiamo parlando degli anni 2025 in cui tutti abbiamo cellulari e quindi è più gli facile comunicare. smartphone. In quel periodo nessuno aveva il cellulare, quindi anche proprio questa ricostruzione è anche semplicemente questa ricostruzione è fantasiosa. Cioè, E o loro comunque erano con lui dall'inizio o è impossibile. ma sicuramente no, perché Pasquale Tortora faceva il parcheggiatore abusivo alla taverna Sforza, che si trova proprio nei pressi della fontanina dove la bambina era andata a recarsi dove si era recata per riempire l'acqua. Quindi Pasquale Tortora era sempre lì e tutti lo ricordano come parcheggiatore abusivo, e lo ricordano anche in quel giorno specifico, perché risulta che lui si sia spostato da Andria a Castel del Monte già dalla mattina, abbia preso un autobus che lo ha accompagnato a Castel del Monte e lì è rimasto per tutta la giornata. I ragazzi invece, secondo la ricostruzione dei giudici, si sono recati a Castel del Monte a bordo dell'auto di proprietà di Michele Zagaria, che è stata posta sotto sequestro per circa 3 mesi e sulla quale non è stato riscontrato nessun segno né del luogo, perché stiamo parlando del bosco, stiamo parlando di un incendio, quindi comunque qualche traccia sugli abiti di questi ragazzi, sulle suole, nell'auto, non è mai stato trovato nulla che riconducesse i ragazzi all'omicidio della povera l'incendio ci Graziella. fu, Candiano, cioè ci fu veramente un incendio di 10.000 che interessò 10.000 metri quadrati? Questo è quello che affermano loro, anche dalla perizia fatta dai vigili del fuoco. Ecco, ok. Sì, c'è almeno stata questa una perizia c'è. di vigili del fuoco. Almeno questa c'è. Almeno quella sì. Ma i vigili del fuoco cosa dicono? È effettivamente, doloso? Cioè, hanno trovato, dicono che hanno trovato dei punti di innesco, che è doloso sto incendio. Sì, esattamente. Sono stati poi ritrovati comunque dei focolai. Però dico io, cosa c'entrano questi focolai con la conseguenza della carbonizzazione del corpo umano, quindi della piccola? Cioè sono due cose ben diverse. O si voleva dissimulare in qualche forma per coprire l'atto criminoso stesso, oppure ben al contrario. Quindi questo non è stato specificato da nessuna parte. Beh, no, ma io mi faccio l'idea che abbia voluto far credere che ci fosse stato un incendio importante e che lei fosse morta in quell'incendio. Sì, è stato simulato, chiaramente è stato tutto preordinato. Questa è l'idea nostra. Però a quel punto lui ha utilizzato degli acceleranti non solo per la bambina, ma anche per gli altri punti di innesco. Necessariamente. Certo, ma questa è la mia idea, non so, io avrei fatto C'è così. stato bisogno di tempo. Certo. Certo, è proprio per questo che poi le dinamiche e le tempistiche non coincidono. Com'è possibile? Come hanno fatto questi ragazzi in così poco tempo? No, io parlo solo di lui, Cioè lui può benissimo aver fatto tutto questo da solo. Certo, che ci vuole? Infatti, Cioè, si porta dietro la benzina, non ci vuole niente, Quante volte dei piromani unici vengono trovati che hanno bruciato un intero bosco? Perché l'aveva già fatto, appunto. non è che stiamo parlando proprio di... E la sua prima dichiarazione, la sua prima spontanea dichiarazione lo descrive da solo sulla scena del crimine. Poi gli inquirenti però si convincono del fatto che non poteva aver fatto tutto da solo e quindi sono alla ricerca di altri colpevoli. Però posso aggiungere una cosa, dottoressa, perché per me è fondamentale, che poi mi ha convinto ancora di più sull'innocenza di Michele Zagaria.
il ruolo processuale di Michele Zagaria, in nessuna sentenza, parliamo di 3 gradi di giudizio, Michele viene descritto come autore materiale dell'omicidio, la sua presenza è passiva, è quasi da spettatore, eppure la pena è l'ergastolo. Ma è assurda sta cosa. Appunto, lui non viene mai descritto come colui che uccide la bambina, o come colui che la tiene, o come colui che appicca il fuoco, ma viene descritto come spettatore di tutto quello che stava accadendo. Quindi io dico, la pena poteva essere magari il concorso nell'occultamento del cadavere, nel rapimento della bambina, invece no, qui c'è una condanna all'ergastolo, semplicemente perché secondo gli inquirenti lui era presente, quindi un concorso di persone nel reato, che però non è soggettivo ma è oggettivo. Nel nostro ordinamento giuridico non esiste. Quindi diciamo che dal punto di vista giuridico si poteva anche fare qualcosa per ridurre, no? Assolutamente sì. Purtroppo questo ragazzo è stato sempre difeso d'ufficio, per carità. Appunto. Io pure sono un avvocato difensore d'ufficio, per cui solitamente anzi i difensori d'ufficio sono anche più preparati. Infatti non è che... Però c'è stato qualcosa che non ha funzionato nella difesa di questi ragazzi. Hanno peccato di presunzione, perché pensavano di farla franca in qualche maniera, da innocenti, probabilmente su questo loro pensiero. Erano molto giovani. Erano molto giovani, erano anche diciamo di un'estrazione culturale abbastanza, come dire, non proprio elevatissima, e quindi tutto questo probabilmente li ha portati ad un'ingenuità, ad una leggerezza che gli è costata l'ergastolo. E dottor Candiano, qual era l'altro elemento, poi quello delle telecamere? Ecco, perché quelle esistevano già nel 2000, quindi per fortuna sì, qualcosa c'era. Praticamente come prima lo spiegava l'avvocata Leone, praticamente non coincidono le tempistiche con il circuito chiuso della banca di Andria, che si trova a vari chilometri dal ritrovamento del cadavere della piccola, e che quindi le tempistiche non coincidono per niente, perché se ritraggono almeno 2 dei soggetti sotto la banca, non è possibile. A che ora? Alle 20:04. A che ora? Perché vi sento a doppio, l'avvocata Leone diceva qualcosa. Ok, alle 20:04, quindi le telecamere del circuito chiuso della banca ritraggono chi alle 20:04 nei pressi della banca? Ritraggono due dei soggetti. Chi? E quindi era impossibile, tra cui lo Zagaria. Ok. Sì, ritraggono loro. Chiedo scusa se a volte mi si interrompe, perché sono in autostrada e quindi vi sento veramente a tratti. No, noi la sentiamo benissimo. Quindi perfetto. Candiano, che questo è un elemento molto importante per una revisione, cioè dal punto di vista... Ma questo è stato già affrontato, è stato già oggetto di... perché un altro mio collega, l'avvocato Di Paola, che difende Giuseppe Di Bari, ha già fatto la richiesta di revisione, Sì, siccome abbiamo condotto un'indagine difensiva attraverso un investigatore privato che ha ripercorso il tragitto nello stesso giorno del 19, quindi agosto, alla stessa ora presunta, quindi giorno alle 19:45, con la stessa tipologia di auto, è venuto fuori che sicuramente ci sarebbero voluti non meno di 30 minuti. E quindi il mio collega ha percorso questa strada per una revisione che è stata bocciata a seduta stante. Quindi diciamo che l'elemento innovativo vero è questo dell'incendio. È proprio quello che ha sollevato il dottor Candiano. Dottor Candiano, ma per assurdo, adesso abbiamo pochi minuti, ma per assurdo, butto lì, con un magistrato coraggioso, diciamo, per assurdo. Questa sua tesi, diciamo, si potrebbe proporre con un esperimento giudiziale come quello che è stato fatto poi per Bozzoli alla fine e che ha condotto alla condanna all'ergastolo di Giacomo Bozzoli, perché fino ad allora c'era chi diceva, dei consulenti che dicevano che un cadavere nel forno provoca per forza l'esplosione, che ci sarebbe stata una puzza incredibile, eccetera. Quindi il giudice coraggioso ha detto va bene, facciamo l'esperimento. Hanno fatto l'esperimento con un maiale, perché il maiale è istologicamente simile quello che anche si avvicina più comunque
alla composizione non nostra. solo non c'è stata la puzza, non c'è stata l'esplosione, c'è stata la fumata anomala come quella che si era registrata proprio alle 19:20, quando era sparito Giacomo Sì. Mario Apostoli, per cui per quel motivo, ecco, io mi chiedo, magari senza utilizzare un animale, non so se in quel caso comunque fu utilizzato un animale già morto per motivi Sì. suoi fisici, si potrebbe riproporre. Voi chiederete questo, magari un incidente probatorio con Io appunto credo assolutamente, io sono pienamente d'accordo con lei e oggigiorno, 25 anni dopo l'accaduto, senza alcun dubbio si potrebbe ricreare una situazione ideale per poter poi prendere comunque una decisione molto più schietta, diciamo. Ora, però lei ha detto una cosa giustissima, che è la questione del magistrato, che ovviamente dovrà avere molto coraggio nel potersi impelagare in una cosa del genere, però più che altro il loro lavoro è questo, non è il nostro, cioè noi non arriveremo mai a sentenziare nessuno, perché non è questo il nostro no, compito. certo. Cioè, quindi noi non possiamo decidere chi è innocente o chi non lo è. Noi però quello che possiamo fare è proporre, studiare i dati affinché si possa ottenere giustizia. Poi è compito loro essere all'avanguardia, essere avanti, lungimiranti, per poter arrivare appunto alla conclusione del quale ha parlato lei finora. Diciamo lungimirante come Fabio Napoleone a questo punto. Certo. Avvocato Leone, invece dal punto di vista delle testimonianze, ci può essere qualcosa che oggi, dopo così tanti anni, visto che anche lì con Carrasco, insomma, siamo in ballo con testimonianze, ecco, recuperare qualcosa? Allora guardi, ha toccato un tema fondamentale, il tema dell'omertà purtroppo, che in ogni storia Provincia italiana c'è. si ripropone ogni volta. Guardi, c'era proprio un testimone che Michele aveva più volte invitato a dire la verità, che è una persona che viveva nello stesso palazzo in cui viveva Michele Zagaria, che quella sera alle 19:30 si era intrattenuto in una lunga conversazione con Michele, che in quel momento, in quel periodo storico della sua vita, cercava lavoro. E quindi lui gli aveva proprio proposto anche di rivolgersi ad una persona che gli avrebbe... Quindi c'è stata una lunga conversazione che però è stata negata categoricamente, dicendo che non ricordava, eccetera. Cioè lui prima dice una cosa e poi ritratta come Moschitta? Sì, Okay. sì. E quindi questo rende ancora tutto più triste, ancora più svilente. Io mi auguro che le coscienze di molti, di alcuni, di molti, voglio dire, rivivano, perché comunque tenere in carcere un innocente non è giustizia. Non significa fare giustizia, anzi, significa 2 volte uccidere. Graziella Mansi, infatti voglio lanciare questo messaggio alla famiglia di Graziella Mansi. Ecco, infatti questo chiedevo. La nostra battaglia non è contro la famiglia, anzi, è una battaglia invece per la famiglia, perché è giusto che in carcere ci sia chi ha ucciso Graziella Mansi e che non ci siano degli innocenti, perché La notte di fuoco in realtà è un titolo metaforico che ha segnato la morte attraverso il fuoco di Graziella Mansi, ma che ha segnato anche la morte di altri 4 ragazzi, uno dei quali realmente è morto, si è perché si è ucciso tolto in la vita. carcere, sì, Donatella. Si è tolto la vita professando la sua innocenza, esortando gli altri 3 ragazzi a non arrendersi e a lottare affinché la verità fosse venisse a galla. Ecco, quindi noi siamo assolutamente vicini alla famiglia Mansi e la nostra battaglia è fianco a fianco alla famiglia. Quindi, ecco, questo è proprio un tema, diciamo un tema anche molto attuale, perché quello che vi chiedo è: la famiglia forse, come nel caso giustamente di Poggi, vuole credere che la giustizia sia stata fatta, che la verità processuale è la verità reale, tanto più che uno, cioè il principale, diciamo, responsabile di tutto, comunque ha scontato la sua pena, magari è sparito dai radar e questo va bene per loro, cioè può essere anche quello, no? Sì, forse è più facile, è più comodo anche per placare un po' la sofferenza, immaginare
che chi ha ucciso abbia scontato, però come dicevo prima, un innocente in carcere non è giustizia e quindi va fatta. La giustizia in questo caso va ancora ricercata, va ancora fatta. Come diceva bene il mio collega Giancarlo Candiano, non siamo noi a sentenziare chi è colpevole e chi è innocente, ma sicuramente siamo a leggere le carte e a capire che qualcosa non ha funzionato come avrebbe dovuto e che non è giusto che un processo prettamente meramente indiziario, tra l'altro indizi deboli, fondati, un impianto accusatorio fondato esclusivamente su accuse fatte da un soggetto che è stato ritenuto affetto da turbe psichiche, un bugiardo seriale, si è dato adito a questo soggetto perché nessun'altra prova c'è della responsabilità di questi ragazzi, solo queste 18 versioni dell'accaduto fatte da questo soggetto assolutamente, come dire, dubbitabile. Candiano, diciamo le chiedo, ma invece la strada della perizia psichiatrica per Tortora non venne No, tentata è stata tenuta in considerazione. In un primo momento fu dichiarato sempre ovviamente capace di intendere di volere, appunto. però nello stesso tempo fu evidenziato un disturbo schizoide della personalità che ovviamente ha una propensione alquanto evidenziata alla menzogna. Infatti io non riesco a capire per quale motivo hanno potuto rendere attendibile le testimonianze e le dichiarazioni di un soggetto sofferente di questo Più che altro di questa schizofrenia, tipologia di perché la disturbo. schizofrenia infatti porta a dire una cosa, poi dirne un'altra, cioè comunque Infatti, come l'avvocata Leone diceva prima, le dichiarazioni sono state 18 e quindi arriviamo poi a 20-25, giochiamo con non so, mi sembra veramente molto assurdo. Anche gli inquirenti stessi non riesco a capire come mai non abbiano, diciamo, reagito della forma più che cioè che non siano riusciti a cogliere, chiedo scusa qui purtroppo loro non sono riusciti secondo me a cogliere tutto quello che stava accadendo, la realtà dei fatti. Hanno voluto in quel momento cercare di probabilmente chiudere questa faccenda sorvolando su dei dati alquanto importanti. La caccia al branco che poi ha coinvolto tutta la cittadina, ma proprio un po' tutta Italia, perché la prima volta che si parlava di branco e quindi anche gli inquirenti hanno fatto una bella figura perché hanno risolto il caso nel giro di pochissimi. Mi ricorda molto un'altra storia di cui abbiamo parlato qui, cioè il delitto di Ponticelli. Certo, sì. È molto simile, anche lì abbiamo molto simile, sì, infatti ci sono delle assonanze, delle somiglianze tra i due delitti, sì, assolutamente. Anche lì abbiamo una situazione del genere. Avvocato, adesso i tempi quali sono e come procedete? Allora, noi stiamo redigendo, come dicevamo prima, l'istanza di revisione con tutti gli studi fatti dal dottor Candiano, perché ovviamente la revisione deve essere supportata da prove inconfutabili, scientifiche, per avere speranza che in qualche maniera noi sappiamo quanto sia complicato riaprire un processo, soprattutto dopo 25 anni, dopo che si sono cristallizzate in maniera proprio ferma delle responsabilità, per cui l'unica maniera che abbiamo per scardinare tutto quanto è avere delle prove solide, scientifiche. Per questo dal punto di vista legale, tecnico-legale, io sono pronta con la revisione. Stiamo aspettando semplicemente proprio le ultime battute del dottor Candiano per depositare l'istanza. Mi auguro che entro fine anno quindi tutto questo possa accadere. E quindi poi aspettiamo, speriamo in un magistrato coraggioso, come dicevamo, come abbiamo detto più volte prima, perché ci vuole veramente tanto coraggio ad assumersi la responsabilità di scardinare un processo che per 3 gradi di giudizio ha ricondotto le colpevolezze a questi comunque soggetti. Può anche succedere, perché ricordiamo Beniamino Zuncheddu certo, come no. Infatti noi siamo assolutamente speranzosi perché dalla nostra abbiamo delle certezze
e Certo. quindi spero che le nostre certezze poi vengano colte in quanto tali anche da chi dovrà giudicare. Sì. Va bene, allora la procura generale è Bari, giusto? E Trani. Ah, è Trani, okay. Sì, è Trani. Quindi niente, quindi poi saremo in attesa di sapere qual è la decisione della procura generale di Noi Trani. vogliamo ringraziarla per l'attenzione che lei ha dedicato a questo caso, perché No, è ci importante torneremo, preservare. ci torniamo sicuramente. Magari chissà, un giorno, potremmo avere qui con noi anche i genitori di Graziella o Michele, perché no? Come no, molto volentieri. Appena ecco guardi, giusto le rubo un altro minuto perché Michele per 25 anni ha rinunciato ai suoi permessi che per Sì. legge perché ogni Lo carcerato so, ha anche dei lo so. diritti. Io l'ho convinto finalmente Sì. a fare la prima istanza, perché è giusto che Michele ripensi anche ad una vita fuori dal carcere. Certo. Quindi probabilmente per fine luglio per la prima volta Michele uscirà da quel Ah, carcere. okay. Quindi perché no, anche un'intervista con lui, Perché no? Certo. molto volentieri, certo, Va bene. autorizzata. Va Grazie a bene. tutti, grazie Grazie a al dottor lei, grazie a tutti Candiano voi. Sì, grazie. Grazie a salutateci lei. insomma Michele e Graziella. E alla prossima puntata. Grazie. Grazie. Avete ascoltato Giallo Radio Club.